Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che ti trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi ci soffermeremo su un'opera di straordinaria bellezza e misticismo, il Presepe di Federico Barocci, conosciuto anche come Federico Fiori. Questo dipinto, realizzato in olio su tela, misura circa 135 x 110 cm ed è stato descritto dal cardinal Federico Borromeo come una delle più rare cose che avesse mai posseduto. La sua stima per quest'opera era tale che si pensa la tenesse nel suo studio personale all'interno del Palazzo Arcivescovile, fino a quando, dopo la sua morte, venne trasferita nella collezione della Pinacoteca Ambrosiana. Il dipinto è stato oggetto di discussioni nel corso dei secoli riguardo alla sua paternità. Tuttavia, oggi si è affermato che la definizione più adatta per l'opera milanese sia quella di una replica autografa. Un dipinto identico, probabilmente l'originale visto dal cardinal Borromeo, si trova oggi a Madrid e fu donato nel 1605 alla regina di Spagna, Margherita d'Austria, da Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino. Ma cosa rende questo presepe così speciale? Uno degli aspetti più affascinanti dal punto di vista iconografico è la totale assenza di fonti di luci naturali o artificiali. Non ci sono né torce né candele ad illuminare la scena. Tutto è avvolto da una luce divina che emana dal volto del bambino Gesù. Questa scelta artistica è direttamente ispirata dai Vangeli apocrifi, che narrano come la nascita di Gesù fosse accompagnata da una luce celestiale che irradiava dal neonato stesso, simbolo della sua natura divina. L'uso sapiente della luce da parte di Barocci crea un'atmosfera di profonda spiritualità e intimità. La luce che proviene dal bambino non solo illumina la scena, ma sembra riempire di calore e grazia ogni personaggio raffigurato, rendendo l'intera composizione vibrante e viva. L'espressione della Vergine Maria e degli altri presenti è segnata da un misto di stupore, adorazione e meraviglia, creando un forte legame emotivo tra la scena e chi la osserva. Questo presepe di Barocci rappresenta un momento di pace e sacralità, perfettamente catturato dall'artista. La composizione non è solo un capolavoro tecnico, ma anche una meditazione visiva sul mistero della nascita di Cristo e sulla manifestazione della sua divinità attraverso la luce. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio ti ha incuriosito, non perderti gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricorda, queste opere non vivono solo nei racconti. Ti invito a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.